Un saluto a tutti i videoascoltatori, sono Riccio Luigi, prima nazionale con un elo di 1921 punti, al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 11 febbraio 2015. La mia email, che lascio per chiunque volesse esprimere suggerimenti, critiche, nuove idee, correzioni a questo video, qualunque cosa, sono ben disponibile, è vivagiscacchi@virgilio.it. Allora, il titolo di questo video è Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, in onore di una celebre frase detta verso la fine, o almeno seconda metà del 1700 da Antoine Laurent Lavoisier. Allora, la partita che commenterò è la Fischer-Petrosian, giocata a Buenos Aires il 19 ottobre 1971, ed è precisamente la settima partita del loro match. Allora, cominciamo ad analizzare la partita. Questa partita si trova nell'informatore 12, numerata con 335, ed è commentata da Petrosian e da Suetin, che era il secondo di Petrosian. Io dico commentata tra virgolette perché in realtà sono pochissime note alla partita, non troverete un commento esteso. Petrosian e Suetin si limitano semplicemente ai quei 3-4 punti fondamentali, dando le loro idee e quindi commentata, insomma, tra virgolette. I giocatori non penso abbiano bisogno di eccessiva presentazione. Il bianco era Bobby Fischer, gran maestro a 15 anni, nato nel 1943, morto nel 2008. Il suo record di essere gran maestro a 15 anni fu superato solo 39 anni dopo da Etienne Bacrou, che divenne grande maestro a 14 anni e 2 mesi. Fischer fu campione del mondo dal 72 al 75, diciamo, anche se però dopo il 72 praticamente si eclissò, non giocò per 20 anni nessuna partita ufficiale e poi ritornò dall'Umbra nel 1992, appunto 20 anni dopo, in un match di rivincita tra il patetico e l'inutile, a parte chiaramente la cospicua borsa economica, contro Spassky, che all'epoca aveva come graduatoria era intorno al numero 100 del mondo, che il match vide Fischer ribattere nuovamente Spassky. Il risultato finale fu 10-5 per Fischer con 15 patte. Il nero era il grande maestro armeno Tigran Vartanovic Petrosian, nato nel 29, morto nell'84, campione del mondo per 6 anni, dal 1963 al 1969, e fu uno dei giocatori più difficili da battere nell'intera storia degli scacchi. Comunque uno dei più grandi di tutti i tempi. Allora, questa settima partita era la finale del match dei candidati per designare lo sfidante a Spassky, che era l'allora campione del mondo. Giusto come nota, Fischer si sbarazzò nei 2 turni preliminari prima di giungere alla sfida contro Petrosian, rispettivamente di Mark Taimanov con un 6-0 tennistico. In 6 partite fece 6-0, già un risultato di per sé mostruoso, ma non solo. Al turno successivo contro il danese Bent Larsen, probabilmente all'epoca il più forte giocatore di tutta l'Europa a parte Bobby Fischer, Fischer vinse ancora con un 6-0 in 6 partite. Passando con una striscia di vittorie consecutive di 13, perché poi la prima partita del match con Petrosian la vinse, poi Fischer perse la seconda. Diciamo, al momento in cui si giocava questa partita, Fischer era in vantaggio di un punto. Chiaramente sappiamo tutti poi come è andata a finire la storia. Fischer batté Petrosian non solo in questa partita ma nel match, andò a sfidare Spassky nel famosissimo match del secolo, probabilmente il match di scacchi più famoso della storia, e quindi divenne campione del mondo nel 72, dopo il quale match si eclissò completamente. Allora vediamo la partita. Fischer gioca con i bianchi. Fischer apre 4,
Petrosia risponde C5, che non era l'apertura principale del suo repertorio, probabilmente la giocò con la speranza di cercare di giocare per vincere, perché naturalmente era indietro di un punto nel match. Siccome il numero di partite era ridotto, anche giocando con i neri non poteva permettersi il lusso di pattare così a buon mercato, doveva comunque provare a vincere. Chiaramente nel repertorio di Petrosian figuravano la Caro-Kann o la difesa russa, che però chiaramente non davano possibilità oggettive all'armeno di impensierire un giocatore come Bobby Fischer. Sapendolo Petrosian giocò la siciliana. Fischer rispose con la variante principale, naturalmente qui esistono altre due giocate, non come la principale cavallo F3, la variante chiusa con cavallo C3. Io ho messo il virgolettato perché da cavallo C3 potrebbe anche nascere una variante comunque aperta, cioè ci potrebbe essere un rientro. E poi la variante Alapin con C3, molto cara, diciamo, ad esempio al grande maestro italiano Michele Godena. Dopo cavallo F3, Petrosia risponde con E6. Chiaramente qui ci sono varie mosse giocate. Insieme ai 6 le più giocate sono D6 o cavallo C6, ma esistono anche tra le tante G6, una sorta di idea di entrare in un dragone accelerato, o diciamo un po' più la variopinta A6. Dopo E6 Fischer chiaramente gioca a D4, gioca la variante aperta. In gioventù Fischer giocò anche D3, in cui lui lo considerava un vero e proprio antidoto contro la mossa E6, perché a suo dire si rientrava in un attacco estindiano in cui la spinta E6 era compromissoria per il nero. Chiaramente questa affermazione era un po' esagerata, come molte che fece Fischer in gioventù, però certamente la variante chiusa è un buon modo per combattere la mossa scelta da Petrosian. Ad esempio nel libro 60 partite da ricordare di Bobby Fischer, come prima partita si trova proprio la Fischer-Sherwin giocata a East Orange nel New Jersey nel 1957, che vide Bobby prevalere e che appunto Bobby giocò di 3 Fischer. Allora, dopo D4, la mossa giocata da Fischer in partita, dopo C per D4, cavallo per D4, Petrosian non sceglie di giocare il sistema Taimanov cavallo C6, ma decide di giocare A6, la variante Poulsen. Si chiama così perché fu giocata e sviluppata dallo scacchista tedesco Louis Poulsen, nato nel 1833 e morto nel 1891. Per capirci era un contemporaneo di Morphy, infatti giocò più volte contro Morphy, il cui chiaramente il risultato finale era favorevole all'americano, a Morphy, e fu anche secondo, perse appunto in finale con Morphy nel primo torneo del congresso americano. Per far capire insomma la forza di Poulsen, diciamo che Poulsen giocava tranquillamente alla pari con Andersen e Steinitz, e tra il 1860 e il 1870 era certamente tra i 5 più forti giocatori al mondo, e tra l'altro tra le sue peculiarità c'era anche che era un fortissimo giocatore alla cieca. Spesso si sfidava con Morphy per vedere chi era più bravo a giocare alla cieca, chiaramente significa senza vedere la scacchiera. La prima partita che c'è nel mio database di questa variante Poulsen è stata giocata da Andersen contro Sull, che poi vide la vittoria di Andersen, a Cologne nel 1859. Questa variante a volte viene chiamata anche variante Kann, K-A-N, in onore dello scacchista russo che continua a sviluppare questa variante. Qual è l'idea? L'idea fondamentale è di fare pressione sul pedone 4 con la spinta in B5 e giocare alfiere B7, o aspettare lo sviluppo dei pezzi per vedere come il bianco si sviluppa. E soprattutto impedisce al momento, diciamo, l'entrata di un cavallo in B5 che appunto minaccerebbe a sua volta di andare in D6, che è un buco che il nero si è creato con la sua seconda mossa E6. Quindi esiste anche cavallo C6, che è la variante Taimanov, ideata, sviluppata dallo scacchista russo Mark Taimanov, che tra l'altro la giocò in tutte e tre le partite che giocò col nero contro Fischer nel 1971, nel primo match di qualificazione
alla sfida contro Spassky e le perse tutte e tre. Taimanov chiaramente non perse in virtù della variante inferiore nel modo più assoluto. La variante Taimanov è una variante giocabilissima, ottima e molto reattiva. Chiaramente il problema era che Fischer era più forte di Taimanov, ecco perché Taimanov perse le tre partite, non certo per la variante da lui ideata. Esiste anche la variante cavallo F6 che dopo cavallo C3 alfiere B4 si rientra, cioè prende il nome di variante dell'inchiodatura. Naturalmente invece di cavallo C3 il nero non può spingere in E5 perché perderebbe il pedone dopo lo scacco in A5. Dopo che il bianco para lo scacco, il nero gioca donna per E5. Allora Fischer, dopo la mossa A6, gioca una delle varianti della Pulse, alfiere D3. Questa è una mossa che preventivamente difende il pedone 4. Sconsiglia al nero di spingere in D5 perché dopo la presa e per D l'alfiere nero si troverebbe molto bene sulla diagonale B1 H7, quindi l'arrocco corto del nero sarebbe un poco a rischio. E inoltre prepara velocemente l'arrocco corto. Chiaramente qui esistono un mare di varianti, tutte ben sviluppate dalla teoria. Io riporto le principali: cavallo C3, che forse è quella più giocata in assoluto, C4, la cosiddetta variante Marokzi, in onore di un famoso scacchista, alfiere 3 esiste, alfiere 2 o anche la variante di fianchetto C3. Dopo alfiere D3, Petrosian gioca a cavallo C6, che non è la più giocata in assoluto, ma non è una variante inferiore, è giocabilissima. Questa mossa costringe il bianco a prendere una decisione sul cavallo D4 che al momento è indifeso, e questa mossa fu la stessa mossa che giocò Anderson nella famosa partita, la prima partita che c'è almeno nel mio database con questa variante, ma esistono anche altre varianti che sono anche più giocate: cavallo F6, donna C7 o anche alfiere C5, che è un'idea molto interessante. Dopo cavallo C6 Fischer deve decidere quindi se ritirare il cavallo perdendo un tempo o cambiandolo o difendendolo, insomma. Quindi Fischer decide di cambiarlo, che è la mossa più giocata, cavallo per C6. Esistono anche cavallo B3, alfiere 3, che quindi tende a difendere il cavallo, o la dubbia, a mio parere, C3, perché chiaramente il nero non cambierà in D4, e quindi questo pedone in C3 non è né carne né pesce, impedisce al cavallo B1 di svilupparsi in C3, non fa pressione sul centro nero perché il nero spingerà in D5, quindi questa mossa, a mio modestissimo avviso, è un po' dubbia, però certamente non è perdente. Dopo cavallo C3 Petrosian deve scegliere se ricatturare col pedone B o col pedone D o col pedone B. Petrosian sceglie quella col pedone B, che è la più intraprendente. Perché? Perché il nero innanzitutto rafforza il centro pedonale e si apre la colonna B, sulla quale potrà sviluppare la torre A8 e fare pressione appunto su tale colonna. Però qual è la contropartita? È che il bianco ha ottenuto un vantaggio di sviluppo grazie al cambio in C6, perché come si vede ha già praticamente un pezzo ben sviluppato, il pedone 4 molto forte, e adesso svilupperà sicuramente un altro pezzo. Quindi è vero che il nero si è rinforzato il centro pedonale, ma il bianco ha un vantaggio di sviluppo. Chiaramente, come ho già detto in un altro video, gli scacchi sono un gioco di concessioni, qualcosa si dà e qualcosa si prende. La più tranquilla era D per C6, che era la più giocata, in cui si ha una simmetria pedonale, però, ripeto, siccome Petrosian voleva cercare di giocare per vincere, ha giocato giustamente in questo caso specifico la mossa migliore, la ripresa col pedone B, per evitare una rapida patta ed evitare quindi la struttura simmetrica. Fischer qui chiaramente arrocca, che è l'idea di alfiere D3, prima di agire sul centro, e scoraggia il nero a giocare D5, proprio perché si aprirebbero linee al centro e il re nero non è ancora arroccato, cosa che invece ha fatto il bianco. Ma Petrosian se ne sbatte e spinge in D5, che è una mossa dubbia. Proprio questa partita dimostra che D5, per quanto sembrerebbe, venendo la posizione giocabilissima, è dubbia. Diciamo che nella siciliana, quando il nero spinge in D5, ottiene la parità, però in questa posizione, siccome il bianco ha una carta da giocare, il suo vantaggio di sviluppo, qui Petrosian la parità non riesce ad ottenerla e Fischer a breve lo dimostrerà subito. In realtà Petrosian ha giocato questa mossa velocemente, come tutte le altre, perché aveva già sperimentato questa
apertura in 2 partite nel match del 69 contro Spassky, però ne riparleremo a breve. Allora, qui ci chiediamo tutti che cosa deve fare il bianco. È chiaro che il bianco può giocare solo il Fischer sul vantaggio suo di sviluppo e quindi diciamo la mossa naturale arriva. Però prima di dire questo vorrei dire che quindi a questo punto per cercare la parità Petrosian avrebbe forse dovuto optare per mosse come D6 o donna C7. Anche E5 si può provare, però E5 forse è un po' più dubbia, diciamo. Perché D5 vedremo che non dà la parità. Fischer gioca la mossa migliore. Dopo D5 di Petrosian, Fischer subito attacca al centro del bianco. C4. Attacca la punta della catena. Qual è l'idea? L'idea è di aprire tutte le linee, le più linee possibili, per sfruttare il suo vantaggio di sviluppo e anche il fatto che il suo re è ben arroccato, quello di Petrosian no. È chiaro che sappiamo tutti da un principio di teoria scacchistica che il giocatore in vantaggio di sviluppo deve cercare di aprire la posizione, mentre invece il giocatore in svantaggio di sviluppo deve cercare di fare in modo di tenere la posizione chiusa. Ora questa mossa, che dà già un lieve vantaggio a Fischer all'ottava mossa, è contrassegnata da un punto esclamativo già da Petrosian e Suetin nella partita che vi ho detto c'è commentata sulle informature. La mossa più debole, cavallo D2, fu giocata in entrambe le partite da Spassky del match del 69. La prima fu vinta da Petrosian, mentre la 17ª fu vinta da Spassky, però cavallo D2 è oggettivamente più debole. A questo punto, dopo C4, Petrosian gioca cavallo F6, sviluppando un pezzo e proteggendo D5, è la mossa più naturale. Purtroppo non riesce a tenere chiusa la posizione Petrosian, perché su D4 seguirebbe E5 e il bianco si vede subito che ha un chiaro vantaggio, perché il pedone 5 è un cuneo che restringe l'ala di del nero, praticamente impedendogli l'arrocco corto, altrimenti arriverebbe sull'arrocco un attacco fortissimo. Inoltre il bianco avrebbe una maggioranza pedonale sull'ala di donna e il pedone D4 risulterebbe essere più una debolezza che non un punto di forza, perché anche se lo difende Petrosian con C6 e C5, prima o poi il bianco riesce a minarlo con la spinta in B4. E quindi in base a questi motivi il leggendario campione armeno effettua appunto una mossa di sviluppo che difende anche il punto D5. Chiaramente non vanno le prese né di per C4 alfiere per C4 né di per E4 alfiere per E4, che lascerebbero Fischer in chiaro vantaggio, perché i pedoni del nero sulla di donna fanno letteralmente diciamo paura, e inoltre Fischer avrebbe una comoda maggioranza sull'ala di donna, quindi non è giocabile. Allora a questo punto, dopo cavallo F6, Fischer giustamente comincia ad aprire un po' di linee, quindi cambia in D5, Petrosian deve ricambiare. A questo punto Fischer non spinge in E5, ma gioca E per D5, continuando ad aprire il centro, chiaramente avendo calcolato accuratamente di portarsi in vantaggio. La spinta E5 è molto dubbia, perché dopo cavallo D7 il pedone 5 risulterà debole. Questa volta il nero avrà un ottimo pedone passato e protetto in D5, e quindi diciamo che in questa posizione starebbe addirittura un po' meglio. Inoltre il cavallo G8 è stato ben sviluppato, quindi il nero non avrebbe nulla da temere in questa posizione. Dopo per D5 Petrosian qua deve scegliere come ricatturare, può catturare di cavallo, di pedone o di donna. Petrosian, a detta sua, sceglie una mossa inferiore, che è la presa di pedone. Infatti nel commento sia Petrosian che il suo secondo Suetin danno mossa errata. Il problema è che con qualunque pezzo o pedone prenda in D5 Petrosian andrà in svantaggio nel medio gioco. Adesso infatti c'è la colonna è aperta e il nero ha due pedoni deboli, il pedone isolato D5 e il pedone A6 laterale. Vediamo cosa succedeva con le altre due riprese. Sul cavallo D5 seguiva semplicemente alfiere E4, alfiere 7, cavallo C3, alfiere B7. Allora, vediamole tutte. Dopo alfiere A4, adesso vediamo alfiere 7. Su torre A7 segue semplicemente alfiere per D5, donna per D5, donna per D5, per D5, alfiere 3 e il bianco ha chiaro vantaggio, perché è chiaro che quei due pedoni isolati non compensano nel modo più assoluto la coppia degli alfieri
che ha il bianco. Dopo alfiere 7, quindi cavallo C3, alfiere B7. Se non gioca alfiere B7, ma Petrosian avesse giocato ferrata cavallo C3, c'è prima il cambio delle donne e poi cade la torre. Quindi diciamo la posizione è persa per il nero. Quindi cavallo C3, alfiere B7, a questo punto c'è la forte donna A4 scacco, donna D7, donna cambio di donne, torre D1 e cade praticamente un pedone. Il nero non può fare a meno di perdere un pedone. Questo si è avuto nella partita Averbach-Taimanov a Leningrado nel 1960, che terminò patta, ma oggettivamente qui il bianco ha un netto vantaggio. La cosa suggerita invece da Petrosian e Suetin è l'altra ricattura, donna per D5, che non dà al nero la parità, però a detta di Petrosian e Suetin, quantomeno ha una posizione più giocabile rispetto a quella che poi è avvenuta in partita. Dopo donna per D5, chiaramente cavallo C3, a questo punto donna D7. Su donna C6 segue alfiere C2 minacciando alfiere A4 o anche alfiere 2 minacciando alfiere F3. Chiaramente in entrambi i casi il bianco sta meglio. Dopo donna D7, alfiere G5, alfiere 7, donne 2 e la partita Mikhail Gorkakov, giocata in Russia nel 1972, quindi l'anno dopo, proseguì con alfiere B7, torre a C1, a Rocco, torre FD1 e il bianco è in vantaggio. Infatti ha mobilitato tutti i suoi pezzi, mentre invece il nero deve ancora mobilitare le due torri. Però Petrosian, fatto sta che ha deciso di giocare E per D5 e Fischer a questo punto gioca dopo 20 minuti di riflessione, quindi questo già è segno che non era una variante preparata a casa, cavallo C3, quindi Fischer adesso sta giocando a tavolino, pensando con quello che ha davanti. Questa per quanto mi riguarda è una novità teorica. Si è giocato torre 1 nella partita Edge-Langeweg nel 1974 che terminò patta. Dopo cavallo C3 Petrosian chiaramente adesso deve subito velocemente arroccare, altrimenti sono guai seri per lui, e allora gioca alfiere 7. Chiaramente altre varianti sono inferiori, tipo alfiere 6, donna 4, poi su donna D7 segue alfiere B5 e praticamente Fischer ha vinto, perché dopo A per B5, donna per A8, donna C8, donna per C8, alfiere per C8, cavallo per B5, game over. Altrimenti dopo donna 4 scacco, se cavallo D7, segue donna C6, si minaccia il pedone D5, qui se D4, cavallo 2, alfiere C5, cavallo F4, qua praticamente Fischer avrebbe già il bianco a partita vinta. Allora dopo donna C6, alfiere 7, cade finalmente il pedone D5, torre C8, donna B7 e il bianco ha chiaro vantaggio. Quindi su alfiere 7 Fischer gioca una mossa molto forte e tempestiva, donna A4. Qual è l'idea di Fischer? L'idea di Fischer è che adesso Petrosian è costretto a mettere un pezzo in D7 tra cavallo, alfiere o donna, e qualunque pezzo metta, questo non aiuta la posizione di Petrosian, ma va a danneggiarla, perché va a impacciare i suoi stessi pezzi. Cioè nessun pezzo starà ben piazzato in D7. Petrosian gioca la dubbia donna D7, forse era un po' meglio alfiere D7, anche se dopo donna D4 il bianco comunque avrebbe un'ottima posizione, o anche donna C2 era molto forte, ad esempio a Rocco, alfiere G5, analisi proposta da Petrosian e Suetin. Dopo alfiere D7, donna D4 si minaccia il pedone D5, ecco alfiere 6, quindi praticamente la mossa alfiere D7 non ha guadagnato un tempo sulla donna in A4 perché si è dovuto rispostare, e dopo alfiere F4 a Rocco, torre F in E1, oggettivamente Fischer starebbe molto meglio. Questa è una variante proposta da Gligoric, perché il nero ha debolezza in A6 e in D5 e il bianco ha tutti i pezzi attivi e ben sviluppati. Petrosian gioca a donna D7, probabilmente adescando Fischer in una mini trappola. Ora lo vediamo. Fischer ha giocato qua torre 1, che è una buona mossa, perché lui sviluppa ad ogni tratto un nuovo pezzo, non lasciandosi guadagnare da effimeri vantaggi di materiale. Perché questo? Perché Petrosian aveva dato la possibilità a Fischer di giocare alfiere B5, che permette a Fischer appunto di guadagnare la qualità. Dopo A per B5, donna per A8, a Rocco. Però qual è il problema? Il problema è che Petrosian era un grandissimo esperto di sacrifici di qualità,
Non voglio dire il migliore di tutti i tempi, non mi permetto, però certamente, ecco, tra i primi 5 scacchisti di tutti i tempi, come bravura a saper sacrificare la qualità e a giocare con la qualità in meno. Ci sono molte partite di Petrosian in cui lui sacrifica la qualità ed ottiene tranquillamente posizione superiore e vince, ma forse non è neanche questo il punto. Il punto è che qui Petrosian avrebbe un minimo di controgioco, anche se ancora il bianco sta meglio, e questo Fischer vuole evitarlo, perché i grandi campioni non amano dare controgioco al proprio avversario. E quindi poi un altro ancora fatto da dire è che Petrosian sarebbe riuscito a far variare l'andamento naturale del gioco, quello che stava imponendo Fischer, che è favorevole a chi si trova in vantaggio, il cosiddetto modo di intorpidire le acque. Quindi Fischer non entra in questa variante, valutando correttamente che lui è già in vantaggio, e allora sviluppa un altro pezzo sulla colonna E giocando torre 1. E a questo punto Petrosian deve accontentare Bobby Fischer e deve aiutarlo paradossalmente ad attuare il suo piano, cambiando le donne. Perché? Cosa vuole fare Fischer? Fischer vuole portare il cavallo, che chiaramente dopo donna per A4 Fischer riprenderà di cavallo, e da 4 il cavallo si avvicina pericolosamente ad un bellissimo avamposto nella casa C5, aumentando il vantaggio posizionale. Però purtroppo non vi era un altro modo per chiudere la colonna E. Questo era necessario al nero perché altrimenti non poteva arroccare, altrimenti si perdeva la E7. Quindi Fischer non ha problemi nel cambiare le donne perché si rende conto che la sua posizione è superiore, e tra l'altro cambiando le donne è anche più semplice valorizzare la propria maggioranza sull'ama di donna. Che altre mosse poteva fare Petrosian? Torre A7? Seguiva donna D4, centralizzazione in una casa inattaccabile, o anche alfiere 3 era molto forte, attaccando la torre e guadagnando un tempo. Dopo donna D4 poteva seguire arrocco, torre 5, attaccando il pedone D5, alfiere D6, torre G5, minacciando subito donna per F6. Questa grande è stata proposta da Soltis, e se Petrosian avesse giocato malauguratamente H6, seguiva torre per G7, scacco, naturalmente non donna per F6 perché semplicemente Petrosian avrebbe catturato la torre, dopo torre per G7, re per G7, alfiere per H6, si vede subito che qui l'attacco del bianco è vincente. Ora, se re G8, donna per F6, partita finita. Re H8, idem, re G8, matto. Quindi su alfiere per H6, re per H6, donna per F6 scacco, qui praticamente Petrosian avrebbe certamente abbandonato perché la partita qui è finita. Re H5, questo è tutto forzato, alfiere 2 scacco, donna G4, alfiere per G4, re per G4, H3, re in H5, G4, alfiere per G4, H per G4, re G4, donna per D6 ed è tutto finito. Invece di torre A7 non poteva neanche giocare D4, sarebbe stato un errore, perché semplicemente Fischer cambiava le donne, cavallo 2 e il pedone D4 cade. E quindi, dopo cavallo per A4, Petrosian decide finalmente di chiudere la colonna E con alfiere 6, altrimenti l'alfiere 7 sarebbe rimasto in presa dopo l'arrocco, ma Fischer gioca ancora le migliori. Dopo 15 mosse è già in chiaro vantaggio, alfiere 3, controlla la casa D4 e soprattutto l'importante casa C5. Qui che Fischer in chiaro vantaggio lo ammettono anche Petrosian e Suetin. A questo punto Petrosian arrocca, chiaramente cavallo D7 era inferiore, per F4 minacciando F5 che cattura la E6. Invece di F4 anche ad alfiere D4, arrocco, F4, G6, benché sarebbe stata preferibile per il nero secondo Kasparov, comunque Fischer avrebbe avuto un chiaro vantaggio. Quindi dopo F4, G6, chiaramente alfiere B4 seguiva torre 2 e se arrocco, spinta in F5, cavallo 5, qui il bianco va in vantaggio con una variante forzata e vincente, F per 6, cavallo per B3, torre D1, quindi su G6, alfiere D4, arrocco, torre a C1 e comunque Fischer avrebbe un chiaro vantaggio. Allora su alfiere 3 chiaramente arrocca Petrosian e Fischer gioca un'altra mossa forte, sta giocando tutte le migliori, alfiere C5. Questo punto esclamativo è di Soltis. Qual è l'idea di Fischer? L'idea di Fischer è portare questo cavallo A4 in C5, però per farlo deve eliminare naturalmente il difensore delle case scure
del nero, altrimenti sarebbe il nero a cambiare in C5, e quindi gioca alfiere C5, quindi prima cambia l'alfiere del nero e poi porta il cavallo in C5. Chiaramente subito è anche un errore, perché dopo cavallo C5 Petrosian giocherebbe A5, alleviando di molto i suoi problemi. Infatti, come regola generale, è buona norma eliminare i pezzi che difendono le case deboli. Siccome C5 è una casa debole per il nero, in questo caso Fischer applica il principio che è buona norma eliminare l'alfiere delle case scure. Quindi dopo alfiere C5, vediamo, quindi cavallo C5, ho detto che Petrosian avrebbe giocato la buona A5. Su cavallo B6 è molto dubbia, perché se torre A7, vabbè, un grave errore, cavallo per D5 e Fischer avrebbe vinto. Ma su torre AB8, alfiere per A6, il nero ottiene controgioco con cavallo G4, cavallo A4, chiaramente non può giocare alfiere D4, perché seguirebbe alfiere D8, cavallo A4, torre B4, e addirittura è Petrosian che sarebbe stato in vantaggio. Quindi dopo cavallo A4, alfiere D6, minacciando H2, G3, cavallo per E3, e quindi Petrosian avrebbe ottenuto controgioco, cosa che chiaramente Fischer glielo vuole impedire. Quindi dopo alfiere C5, Petrosian gioca torre F8, ragiona in questo modo: visto che non posso evitare di cambiare gli alfieri campo scuro, almeno metto la torre in settima traversa, attivando un poco la torre F8. Esiste una partita giocata tra due giocatori chiaramente di livello molto inferiore, molti anni dopo, in Israele nel 1984, in cui vide il bianco e il nero giocare direttamente il cambio, alfiere per C5, cavallo per C5, torre FB8, però dopo cavallo E6, F per E6, torre per E6, torre per B2, torre per A6, torre per A6, alfiere per A6, quindi dopo tutti i cambi, il bianco sta comunque meglio, perché ha un pedone laterale rispetto a uno centrale, che nel finale sappiamo tutti essere vantaggioso, e inoltre ha l'alfiere che è superiore al cavallo in questo tipo di posizione. A onor del vero va detto che la posizione è la stessa della partita che stiamo analizzando, però giunsero i giocatori con mosse diverse. Precisamente Grunfeld giocò torre 1 invece di donna A4. Giusto per indicare che una mossa come donna A4 può essere trovata solo da forti gran maestri, non da tutti, ecco perché ho detto questa cosa. Comunque, dopo torre F8 chiaramente Fischer cambia, però prima di portare il cavallo in C5 gioca a B4, che ancora una volta Petrosian e Suetin ammettono il chiaro vantaggio del bianco. Perché Fischer spinge prima il B4? Innanzitutto perché la casa C5 non scappa, e poi inizia a mobilitare la maggioranza pedonale sul lato di donna, fissando contemporaneamente la debolezza del nero in A6. In generale è conveniente prima fissare una debolezza avversario, così l'avversario non se ne può imperare, e poi attaccarla in massa con i propri pezzi. Chiaramente l'immediata cavallo C5 sarebbe stata un po' precipitosa dopo A5 e Fischer avrebbe avuto certamente un po' più di problemi a mobilitare la maggioranza sull'ala di donna, e Petrosian avrebbe reso la sua debolezza del pedone A un po' meno debole. Quindi dopo B4 Petrosian gioca Re F8 per difendere la torre E7, e la sua idea è di spostare l'alfiere 6 in C8 per difendere il debole pedone A6. Chiaramente Petrosian non può giocare A5 perché dopo B5 non avrebbe risolto nessun suo problema e Fischer avrebbe già un pedone passato sull'ala di donna ben sostenuto. Se invece di A5 avesse giocato torre B8, seguiva la semplice A3, torre A7, cavallo C5 e torre B6, ed il nero però può preparare la manovra alfiere D7, alfiere B5. Forse questa variante sarebbe stata un po' migliore di quello che ha giocato Petrosian con Re F8. Diciamo, se torre B8 l'abbiamo classificata come mossa interessante, Re F8 è un po' più dubbia. Allora, dopo Re F8, questa volta Fischer chiaramente mette subito il cavallo C5, la casa agognata per l'equino, si minaccia il pedone A6 e mestamente Petrosian deve ritirare a difenderlo. A questo punto Fischer gioca una mossa tranquilla, F3. Cosa fa? Apre la strada al proprio re e sottrae due case al cavallo, di cui la casa ben più importante è quella centrale, E4. Petrosian qui fa un'ottima mossa, una scelta che è difficile da fare, però azzeccata dopo 30 minuti di riflessione.
Allora Petrosian capisce che non può cambiare banalmente in E1 perché non risolverebbe nessun tipo di problema, anzi aiuterebbe Fischer praticamente ad entrare in un finale vantaggioso. Allora che cosa fa? Cerca quello che fanno i grandi campioni o i forti giocatori di scacchi, cerca un controgioco, chiaramente sul lato di donna, perché i veri campioni di scacchi sanno che è meglio perdere materiale, però avere un controgioco, piuttosto che rimanere in equilibrio materiale fino ad un certo punto, però rimanendo passivi e prima o poi perdendo la partita. Quindi qual è l'idea di questa mossa di Petrosian di torre A7? È di riposizionare l'alfiere C8 in B5 tramite D7, che gli procurerebbe una certa attività. La bellezza degli scacchi è che ha questa mossa, Soltis dà un punto interrogativo che a mio modesto avviso è eccessivo e lui dà la seguente variante: torre per E1, torre per E1, cavallo D7, diciamo su cavallo E8 segue re F2, anche se questo è dubbio, un piano migliore per il bianco è cavallo A4, torre B8, A3, cavallo C7, torre C1, cavallo E6, cavallo B5 segue semplicemente alfiere per B5, cavallo C3, cade uno dei due pedoni, quindi cavallo E6, torre C6 e il bianco comunque sta meglio. Oppure anche dopo torre 1, cavallo D7, la semplice cavallo B3 o torre C1 che lascia il bianco con vantaggio. Ecco perché Petrosian l'ha scartata. A questo punto Fischer, dopo torre e A7, gioca una buona mossa. Gioca torre E5, a cui Petrosian e Suet, tanto per cambiare, assegnano il punto esclamativo. Perché la torre 5 lega il cavallo F6 alla difesa del punto del pedone D5, che come si può notare è una debolezza, come si è detto all'inizio di questa analisi, e mantiene la pressione, preparando anche il possibile raddoppio delle torri sulla colonna E. Allora Petrosian gioca alfiere D7, l'abbiamo già detto, vuole portare questo alfiere in B5 cercando attività. E a questo punto che cosa giocherebbe un forte giocatore? Fischer gioca la meravigliosa cavallo per D7. I due punti esclamativi non sono miei, cioè io glieli avrei messi, ma sono di persone che giocavano un po' meglio di me, Petrosian e Suetin. Ecco, questa è la mossa che secondo me è la mossa più bella della partita in assoluto ed è la mossa per cui ho deciso di realizzare questo video a cui si intitola appunto la trattazione. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Mi spiego meglio. Questo tratto mi ha profondamente impressionato sin dalla prima volta che ho visto questa partita, quando ero un adolescente, quindi stiamo parlando dei primi anni 90, io sono nato nel 1977. Proprio grazie a cavallo per D7 io ho imparato, quando analizzai tempo fa questa partita, nei primi anni 90, ho imparato un concetto fondamentale di questo gioco meraviglioso, l'importanza di scambiare un vantaggio per un altro, o al plurale, l'importanza di scambiare alcuni vantaggi per altri. L'errore che commettono molti scacchisti è quello che si aggrappano per tutta la partita a un certo vantaggio e questo raramente porta al successo. Ciò che invece deve essere fatto, che chiaramente è più semplice a dirsi che non a farsi, è quello di, una volta ottenuto un vantaggio, è quello di capire quando è il momento di abbandonare questo vantaggio, però ottenendo un altro tipo di vantaggio. Quindi ecco perché nulla si crea, nulla si cade, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Fischer ha trasformato un tipo di vantaggio in un altro, cioè cambia il suo forte cavallo in C5 con il passivo alfiere in D7 avversario. Perché lo fa? Il motivo è che tra una mossa l'alfiere si sarebbe attivato, cosa a cui a Fischer non conveniva. Quindi questo fa capire anche che Fischer non ha nessun preconcetto, questo è anche un altro aspetto importante della maestria scacchistica, cioè lui valuta scientificamente la posizione decidendo cosa sia meglio fare indipendentemente dal fatto se bisogna seguire o no fedelmente i principi scacchistici. Quando vanno seguiti si devono seguire, però quando non è il momento di seguirli e fare una mossa cosiddetta contro i principi è giusto farla. Quindi il punto nodale che ho già detto in un altro video è che un vero campione di scacchi sa quando è corretto violare un principio e quando invece bisogna seguirlo pedissequamente.
Quindi Fischer è vero che cambia il suo forte cavallo per il passivo alfiere nemico, quindi cede un vantaggio, però entra in possesso della colonna C. Tra poco vedremo che Fischer giocherà a torre C1, quindi conquista un altro tipo di vantaggio. Ecco cosa intendevo con il concetto di scambiare un vantaggio per un altro o trasformazione del vantaggio. Tra l'altro, per inciso, Fischer insegna anche un'altra cosa: capire durante la partita quali pezzi bisogna tenere e quali cambiare. Infatti nel proseguo della partita si vedrà come il suo alfiere Campochiaro sia molto più forte del cavallo superstite del nero. Questo è un altro aspetto della maestria. E quando fu giocata questa partita in sala analisi, questa mossa scioccò i grandi maestri. Addirittura Najdorf disse che era molto meglio spingere in A4, però Fischer ha giocato la mossa migliore. Tra l'altro questa strategia di Fischer di cambiare un vantaggio per un altro in questo tipo di posizioni è ancora giocata ai giorni nostri, quindi è ancora attuale, non è così datata. Diciamo, Soltis e Grigorich segnalano come anche forte mossa A4, però io spero che voi videoascoltatori mi perdonerete, ma io sono felicissimo che Fischer abbia giocato cavallo per D7, che è una mossa, ecco, è una di quelle mosse che mi sono care nella mia carriera scacchistica. Dopo A4, chiaramente Petrosian avrebbe giocato alfiere C6 con l'idea di portare il cavallo F6 in D7. Allora, chiaramente Petrosian a questo punto deve giocare torre per D7, non si può giocare cavallo D7 perché cadrebbe il pedone G5, e Fischer gioca torre C1. Eccoci, il nuovo tipo di vantaggio è stato acquisito. Fischer ora ha il controllo della colonna C e minaccia alfiere A6, alfiere per A6, e l'alfiere non si può mangiare perché seguirebbe matto imparabile in C8, oppure torre C6. Petrosian para entrambe le minacce con torre D6 e svincola la torre A8 dalla difesa del debole pedone A6. Però sfortunatamente per lui questa mossa ha anche, come tutte le mosse degli scacchi, delle conseguenze negative che il genio americano sfrutta a proprio vantaggio. Diciamo, adesso su cavallo E8 era molto debole perché seguiva torre C6, se cavallo C7 segue alfiere F5 con netto vantaggio di Fischer. Su torre D6 ecco che Fischer entra in settima. Dopo aver conquistato la colonna aperta, il passo successivo è quello di entrare nella settima traversa. Questo vengono insegnati in tutti i libri di strategia. A questo punto, per impedire che entrambe le torri bianche entrino in settima con conseguenze catastrofiche per Petrosian, Petrosian cerca di turare le falle giocando cavallo D7. Un'altra idea per impedire la stessa cosa era torre 8, ma dopo torre per E8, cavallo per E8, chiaramente il re per E8 segue torre A7, dopo cavallo per E8, torre A7, cade il pedone A6 e Fischer a partita vinta. Dopo cavallo D7, Fischer tranquillamente ritira la torre in E2. Quindi il nero è in Zugzwang, perché il cavallo D7 non si può muovere, altrimenti la torre E2 entra in E7. La torre D6 non può spostarsi perché cadrebbe il cavallo in D7. E la torre A8 non si può muovere, altrimenti il bianco Fischer porterebbe la torre C7 in A7 catturando il pedone A6. Quindi non restano che mosse di pedone. G6, Fischer con calma gioca re F2, migliora la posizione del proprio re, dato che Petrosian non ha nessun controgioco. In questo caso non avere fretta è una buona strategia. Qui Petrosian gioca H5, diciamo che torre 8 non avrebbe dato niente, dopo torre per E8, re 8, torre A7, torre B6, A3, cavallo B8, re E3, e portando il re in D4 praticamente Fischer ha vinto. Su torre B8, A3, Botvinnik suggerì A5, però qui c'è la forte mossa trovata da Burgess e Soltis, B per A5. B5, che era la più naturale, non è la migliore, perché dopo A4, altrimenti il bianco che spinge in A4 e vince facilmente, segue alfiere C2, torre A8, torre C6, torre per C6, B per C6, addirittura il bianco pareggerebbe. Forse dopo torre C6 una buona mossa potrebbe essere F4 con l'idea di controllare la casa E5, oppure torre B3, torre D2, torre per A3, A6, ripeto, dopo B per A5, torre B3, torre D2, torre per A3, A6 e praticamente Fischer a partita vinta. Dopo H5, ecco che a questo punto Fischer gioca F4, il punto esclamativo è di Soltis, inibisce la casa E5 a cavallo, non re 3, perché seguirebbe cavallo E5. Dopo F4 Petrosian è costretto a indebolire ancora di più la sua posizione con H4 e secondo Tigran era meglio cavallo B6, torre E in E7,
torre in F6, anche se qui il bianco ha chiaro vantaggio, re E3, torre B8 minacciando la spinta in D4 e poi cavallo D5, ma Fischer sarebbe stato comunque meglio. Oppure invece di H4, D4, che forse è anche un po' meglio rispetto a quello che Petrosian ha giocato in partita. Comunque dopo H3 Fischer gioca re F3 minacciando re G4 e catturando il pedone H4 e Petrosian deve ancora di più indebolire la sua posizione giocando F5. Qui D4 avrebbe dato più possibilità pratiche di patta a Petrosian, ad esempio alfiere C4, torre D8, A3, torre F6, re G4, cavallo B6 e Petrosian si sarebbe trovato in una posizione migliore rispetto a quella che ha giocato in partita. Dopo F5 Fischer migliora la posizione del re e adesso la gioca adesso Petrosian D4, però diciamo Solti si gli assegna un punto interrogativo, anche se oggettivamente non è che si vede molto di meglio perché il bianco minacciava di portare il re in D4 con posizione dominante, quindi il nero è costretto in virtù della sua posizione a crearsi ancora nuove debolezze. Secondo Polugaeschi dopo re 3 era meglio giocare cavallo F6, re D4, cavallo E4, torre EC2, anche se comunque poi Lugaeschi ammette che Fischer sarebbe stato comunque molto meglio. Dopo D4, semplicemente, visto che non ci può andare adesso in D4, Fischer gioca re in D2. Petrosian gioca cavallo B6, probabilmente con l'idea di attivare questo cavallo in D5. Su re F7 sarebbe seguito torre 5, re F6, torre A5 secondo Soltis. O su A5 seguiva B per A5, torre per A5, torre C8 scacco, re G7, alfiere C4, re F6, torre C in E8 e praticamente Petrosian sarebbe stato spacciato. Dopo cavallo B6 a questo punto Fischer non si fa pregare e mette entrambe le torri in settima e qua già si capisce che l'epilogo sta per arrivare. Comunque era anche molto forte torre H7, minacciando torre H8, e chiaramente impedendo al cavallo di andare in D5 perché altrimenti cade la torre in A8 dopo torre H8 scacco. Quindi torre E7, cavallo D5, qui in realtà non c'è nessuna forchetta perché Fischer da scacco, re E8, torre in B7 e qui Petrosian commette un errore. Cavallo per F4. Ora in alcuni formulari, ci tengo a dire, si trova cavallo per B4, però secondo me è sbagliato, cioè non penso Petrosian l'abbia giocata perché semplicemente diciamo Fischer avrebbe vinto con torre H7 minacciando matto in H8, l'unica per pararlo è torre F6 e semplicemente torre per B4, Fischer con un pezzo in più, partita vinta. Quindi è molto probabile che in realtà la mossa migliore giocata, cioè la mossa non migliore, la mossa giocata da Petrosian sia cavallo per F4. Ora torre B6 non salvava Petrosian perché il bianco avrebbe avuto la variante vincente torre per B6, cavallo per B6, torre G7, re F8 e ad un qualunque spostamento della torre 8 il bianco vinceva dando scacco in A6, quindi re F8, torre per G6, cavallo D5, alfiere C4, partita finita. Quindi rivediamo, torre B6 seguiva, torre per B6, chiaramente se re F7 vinceva torre per A6, quindi torre in B7, torre B6, torre per B6, cavallo per G6, torre G7, re F8, chiaramente non si può giocare cavallo D5 perché segue torre G8 scacco, quindi re F8, torre per G6, cavallo D5, alfiere C4 e la partita vinta. Una mossa interessante è stata trovata dal software, trovata da Fritz 11, in realtà però questa non salva il nero perché Fischer avrebbe giocato torre A7, torre A8, chiaramente non può giocare torre per B4 per torre H7 e il matto è inevitabile, matto o perdite, no matto perché anche su cavallo F6 o torre F6 si dà matto o in A8 o in H8, quindi torre A8, torre per A8, re per F7, alfiere C4, la partita è finita essendo il cavallo inchiodato. Fischer cambia il cavallo e poi cattura il pedone A6. Ora dopo cavallo per F4 Fischer semplicemente gioca alfiere C4 e a questo punto Petrosian abbandonò.
perché attiva l'alfiere su una diagonale migliore e controlla importanti case E6 e F7, dopodiché diciamo il matto è praticamente imbarabile perché non c'è difesa contro torre G7 o anche torre H7 seguita dallo scacco matto o in H8 o in G8. Ora vedremo qualche analisi per vederlo, per dimostrarlo. Qua viene alla mente un aforisma di Tartakover che dice che se il re spesso si riesce a salvare dall'attacco di 2 pezzi nemici, dall'attacco di 3 pezzi nemici, qua è impossibile, non succede quasi mai. Quindi, per esempio, il gioco poteva proseguire con G5, altrimenti il bianco da matto con torre G7, torre G8, torre H7, torre H8. Se cavallo D5 segue subito torre H7, vincendo, guadagnando un pezzo, c'ha tutto Fischer. Su cavallo A6, torre F7, re D8 e cade il cavallo. Quindi su G5, torre G7, torre F6 per parare il matto in G8 con torre F8. Diciamo che su cavallo G6 segue alfiere per F7, partita finita, senza che analizziamo il seguito. Su cavallo E6 segue torre G8 scacco, cavallo F8, alfiere per F7 scacco e matto alla prossima, dopo il D8, torre per F8. Quindi su torre F6 segue torre G8, torre F8 ed ecco il motivo per cui Fischer ha attivato l'alfiere in C4, alfiere F7 scacco. Game over, re D8 unica, torre per F8 matto. Quindi io spero che questa partita abbia mostrato e sia riuscito io a far vedere come sia importante negli scacchi cambiare un vantaggio per un altro. Quindi non bisogna aggrapparsi ad un vantaggio strategico o materiale, ma bisogna essere in grado di capire quando è il momento di cambiare questo vantaggio, quindi cederlo, non averlo più, però a patto di guadagnare un altro vantaggio da qualche altra parte nella scacchiera, un altro tipo di vantaggio. Vi ringrazio e vi saluto.